Buongiorno da Leandro Maggi, siamo a Loreo per l'esercitazione di protezione civile tra i gruppi di volontariato afferente ai distretti RO1. Presenti naturalmente i rappresentanti dei comuni che fanno parte di questo distretto, Loreo in primis, visto che siamo appunto nel comune di Loreo, Portoviro, Rosolina, e quindi seguiamo questo evento molto interessante, nel senso che l'oggetto e scopo è il rischio idraulico, un'esercitazione per formare appunto i volontari della protezione civile a eventuali emergenze. Tra le novità di questo incontro anche la presenza del gruppo cinofilo di Adria, e quindi adesso seguiremo, naturalmente oltre ai saluti del sindaco Gasparini che farà appunto gli onori di casa, il momento solenne dell'alza bandiera. Ci organizziamo un po' ad arco davanti alla nostra alza bandiera, e tu che mi sta facendo perdere tempo, nel senso che no, stiamo aspettando la Monica Gambardella, credo. L'evento contemplerà alcune delle problematiche tipiche che si potrebbero verificare nel territorio bassopolesano, allorquando si manifestano violenti nubifragi, abbondanti e persistenti precipitazioni e forte traffico di vento e grandinate, quindi purtroppo è all'ordine del giorno in questo momento, in questo periodo di particolarmente sconvolgenti situazioni climatiche, quindi ben vengano queste manifestazioni. Hanno sottolineato tutti i presenti la volontarietà del gruppo della protezione civile, e tutti i presenti, tutti i rappresentanti dei comuni, hanno sottolineato che sono volontari in assoluto regime gratuito, quindi a maggior ragione va il nostro applauso. Naturalmente l'alza bandiera è il momento più significativo, dove vedono appunto i vari gruppi, i tre gruppi dei tre comuni uniti in una sinergia che è auspicabile sempre in ogni tipo di collaborazione di questo tipo. Allora, buongiorno a tutti, sono Peter Fecchio, vice coordinatore del gruppo di Loreo. Allora, visto che abbiamo un paio di minuti di tempo, anticipo spiegandovi un attimo come si svolgerà l'evento stamattina. Ecco, ci stanno spiegando come si svolgerà l'evento, non so se si sente chiaramente l'audio. Appena finito quello, ci trasferiamo nella zona qua dove ci sono i droni, e gli addetti all'utilizzo di droni ci spiegheranno un po' le caratteristiche che hanno, il funzionamento eccetera. Una volta fatto quello ci spostiamo, faremo 2 passi a piedi lungo la strada qua laterale, andremo su un boschetto qua 200-300 metri più avanti qua dietro, dove simuleremo un recupero di una persona dispersa. Quindi appena arriveremo in quel boschetto, che mi seguirete, mi raccomando massimo silenzio, perché là ci saranno direttamente il gruppo cinofili che con i cani inizieranno a cercare la persona dopo aver fatto la corretta segnalazione, diciamo. Però per non interferire nella ricerca mi raccomando il massimo silenzio. Una volta che viene individuato il disperso, verrà allertata la Croce Verde, che partirà da qua e arriverà direttamente là in zona, e una volta trovato questo disperso inizieranno con le varie manovre di recupero dell'infortunato, il che si concluderà tutto quanto là nell'arco di circa un'oretta e mezza, un po' tutto, ok? Quindi mi raccomando, quando ci trasferiamo là, per favore massimo silenzio, e dopo vi dirò io insomma come posizionarci, va bene? Ecco, faccio un po' il riassunto di quello che ha detto appunto il vice coordinatore Peter Fecchio, e praticamente ci sarà poi dopo l'alza bandiera un'esercitazione del gruppo cinofilo, in un boschetto poi si riuniranno per simulare il recupero di un disperso, e quindi magari seguiremo in seconda battuta. La nostra diretta terminerà probabilmente dopo l'alza bandiera.
e poi in un servizio ulteriore anche attraverso la carta stampata sulla voce di Rovigo domani. Ecco l'alza bandiera, attenzione. Alza bandiera! Con questo applauso, con questo commovente anche alza bandiera con l'inno d'Italia, con tutti i rappresentanti dei comuni presenti, vi salutiamo e vi ricordiamo che ci sarà un servizio molto più approfondito rispetto nelle pagine della Voce di Rovigo di domani. Da Leandro Maggi, da Loreo, buona giornata.